Star bene insieme è un progetto nato con l'idea di favorire le relazioni e permettere l'integrazione nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro. I partecipanti al progetto sono tutti giovani che hanno già fatto esperienza al centro diurno del laboratorio di cucina. Sono affezionati a questa attività che per anni e tuttora si continua a fare al centro diurno, e loro stessi hanno un po' di tempo fa espresso il bisogno di fare qualcosa che andasse anche al di fuori del centro diurno. Andiamo fuori, andiamo in un agriturismo in questo caso perché si è proposto anche, c'è la disponibilità dei proprietari ad offrirci il loro spazio e probabilmente anche la loro sensibilità. La disponibilità è quella che ci permette di aprire tutta la nostra struttura ad altri, in modo che possano fare un certo tipo di esperienza che all'interno in altri ambiti, altrimenti in altri ambiti non potrebbero fare. Per noi l'azienda agrituristica è un luogo di occasioni, è un luogo di incontro, è la corte che si anima di una serie di attività. La scelta dell'agriturismo piuttosto del ristorante qualsiasi ha a che vedere con quello che in agriturismo c'è. L'ambiente tranquillo, le zone verdi molto rilassanti, diciamo. Un ambiente non asettico, non ospedalizzato, non chiuso, non formalizzato, non dentro in stanze, porte chiuse. È un'esperienza completamente nuova. Dal punto di vista riabilitativo mette in gioco le abilità delle persone che partecipano al progetto, mette in gioco il fatto che comunque avviene in un ambiente esterno, che non è connotato dal punto di vista della stigmatizzazione, diciamo, rispetto a quello che invece può essere o può accadere all'interno di un centro diurno. Ma io spero soprattutto che grazie a questo progetto le persone che vengano qua possano veramente stare bene. Se noi partiamo dal titolo, no? Che è Star bene insieme, riflette secondo me quello che dal mio punto di vista dovrebbe succedere veramente all'interno del nostro gruppo. Ecco l'importanza, lo stimolare anche le relazioni all'esterno dell'ambiente protetto che è del nostro centro diurno, in un ambiente fuori, quindi anche la propria autostima, rendersi conto che le proprie capacità sono utilizzabili sia in casa, sia in un ambiente che è ospedalizzato, sia in un ambiente lavorativo. Immaginando che un'esperienza fatta all'esterno con diversi partner possa diventare un momento non solo per fare un'esperienza nuova, ma anche ad offrire la possibilità ai partecipanti di acquisire delle competenze che poi possono essere spendibili sul territorio, a partire dall'azienda agrituristica, ma anche in aziende che utilizzano la ristorazione e magari hanno un'afferenza con il materiale agricolo, insomma. Il futuro ben venga se ci potesse essere la possibilità di avere un lavoro in questo ambiente. La mia aspirazione personale è anche quella che si trovino realizzati. Quello che spero è che i ragazzi che partecipano a questa attività imparino a sentirsi sicuri, a sentire che hanno delle competenze, che riescono a metterle in gioco, che hanno delle capacità e possono utilizzarle. L'impegno è quello di cercare di dare il massimo di quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre piccole esperienze, per fare in modo che la nostra piccola esperienza possa essere di aiuto ad altri.
A livello personale poi noi otteniamo veramente molto, ci dà molta carica il contatto con le persone, con gli ospiti che vengono in azienda. Il progetto che stiamo portando avanti adesso, grazie ai ragazzi dell'ULSS, ci permette di avere grande soddisfazione dal punto di vista umano. E quindi spero che questo progetto sia solo l'inizio di una serie di progetti che possano fare in modo che Val Grande si metta a disposizione di altre persone.